ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Questo non è esprimere dissenso, questo è offendere un luogo deputato alla formazione e all'educazione. Così Paolo De Nardo, dirigente scolastico e presidente provinciale di Udine dell'Associazione Nazionale Presidi, commenta le scritte Novax comparse oggi alla scuola Ellero. Linea dunque a Isabella Gregorato per parlare con De Nardo anche dell'obbligo vaccinale che scatta domani anche per il personale della scuola. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Paradamano davanti alla scuola media Fermi. Sono con il presidente dell'Associazione dei Presidi, presidente provinciale dell'Associazione dei Presidi nazionale, Paolo De Nardo, che tra l'altro è anche il dirigente qui a Udine del terzo e quarto istituti comprensivi. Da domani scatta l'obbligo di vaccinazione per il personale della scuola, oltre che anche per altre categorie. Comunque amministrativi e docenti, in sostanza tutti. Già oggi ci sono dei segnali, perché prendiamo ad esempio quello che è accaduto alla scuola media Ellero, in via Divisione Giulia, insomma delle scritte veramente pesanti. Assolutamente sì, è un comportamento veramente inqualificabile, perché questo non è esprimere dissenso. Questo è offendere un luogo che tra l'altro è il luogo deputato ad educare alla formazione, all'educazione al pensiero, la capacità critica e quindi queste scritte, tra l'altro su una scuola appena ristrutturata, veramente sono una cosa che è inaccettabile e che condanniamo fermamente. Anzi, mi permetta di esprimere solidarietà alla comunità scolastica del quinto comprensivo di Udine. Senta, per quanto riguarda invece la scadenza di domani, dirigenti preoccupati, che cosa sta succedendo nelle scuole? Avete già delle segnalazioni, avete un po' il polso della situazione di quello che potrebbe succedere a partire da domani? Sì, confermiamo credo quello che ci eravamo già detti qualche settimana fa, cioè c'è un nucleo insomma, di persone che non si sono vaccinate, che hanno paura a farlo, che non intendono farlo. Alcune di queste persone si stanno rivolgendo a noi dirigenti in questi giorni per capire cosa succede appunto da domani. Allora, informazioni ancora ufficiose perché il Ministero non ci ha dato una comunicazione ancora definitiva, dicono che da domani sarà attiva la Super App, quella che cioè ci permetterà attraverso un sistema interoperabile con altre piattaforme di verificare le persone vaccinate e non vaccinate tra il nostro personale, e noi dovremo prendere atto del fatto che alcuni non sono vaccinati e invitarli ad adempiere all'obbligo. Da lì partono 5 giorni nei quali i dipendenti hanno la possibilità di produrre della documentazione, che sono appunto o l'avvio dell'iter vaccinale o della documentazione attraverso la quale loro possano giustificare il mancato adempimento con il differimento o con l'esenzione dalla vaccinazione. Che poi in genere dipende dalle condizioni di salute, no? Perché il medico dovrebbe essere il medico di famiglia a stabilire. Medico di famiglia che però deve essere un medico vaccinale, quindi impegnato nella campagna vaccinale. Sì, in questo caso il medico fa l'esenzione, però in genere chi era in questa condizione l'aveva già presentato in precedenza, quindi credo che i casi siano veramente residui. Parliamo di sanzioni, perché per il momento gli insegnanti o il personale amministrativo rimane sospeso per 5 giorni. Allora no, non rimane sospeso, continua a lavorare alle condizioni di prima, cioè con il Green Pass semplice, ha 5 giorni per produrre la documentazione di cui parlavo prima e trascorsi i 5 giorni, in mancanza di documentazione, scatta la sospensione. Scatta la sospensione e scattano anche delle sanzioni. La sanzione sia nel momento in cui si continua a lavorare in violazione dell'obbligo vaccinale, non immediatamente. E quindi non è se uno non si vaccina
e per 5 giorni poi non presenta documentazione e quindi è costretto a rimanere a casa, viene sospeso, non è che oltre alla sospensione scatti anche la sanzione? No, la sanzione è soltanto appunto se si continua a lavorare in violazione dell'obbligo vaccinale. Le dirò anche che la norma si presta ad interpretazioni, questa è ovviamente l'interpretazione che noi anche come Associazione Nazionale Presidi diamo alla norma. Bene, quindi per domani lei cosa si aspetta? Quanti sono insegnanti, tra personale amministrativo e insegnanti, che per il momento non si sono vaccinati? Ma in media un 4-5%. E quindi immagino che da domani insomma, dovrò iniziare a segnalare questa cosa alle persone interessate. So però che già qualcuno, ecco questo me l'hanno già comunicato, qualcuno si sta adeguando anche all'obbligo vaccinale, quindi probabilmente è un numero che diminuirà, una percentuale che diminuirà nei prossimi giorni. Partono oggi le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid nella fascia 5-11 anni. Abbiamo sentito quali sono gli orientamenti dei genitori e famiglie, prevalgono i favorevoli anche se con qualche perplessità, ma c'è chi pensa che non ci sia necessità di vaccinare i più piccoli. Linea a Daniele Micruz. Il via alle prenotazioni per i vaccini nella fascia 5-11 anni, insomma qual è la sensazione? Ecco. Allora, credo che nonostante nessuno faccia il vaccino a cuor leggero, soprattutto per i minori, in questo momento sia l'unica arma per sconfiggere, diciamo, questa pandemia di cui non si vede la fine, quindi io vaccinerò mio figlio, ecco. È sicuramente un modo anche per tutelare la loro presenza in classe, visto i tanti focolai che ci sono a scuola. Assolutamente, per fargli vivere la socialità in modo normale, sereno, per poterli portare a cuor leggero a visitare i nonni e tutte quelle persone più fragili che adesso, diciamo, si fa un po' fatica a vedere, ecco. Quindi penso che sia la soluzione, speriamo sia la soluzione. Io sono favorevole, penso che sia una cosa giusta e se si può fare ben venga. Qualche controindicazione, qualche preoccupazione, perplessità riguardo insomma alla fascia di... Ma insomma tutti i vaccini hanno qualcosa, no? Possono fare qualcosa, ma per questo non è che non si devono fare, insomma. No, io sono favorevole, conosco insomma mie amiche che hanno bambini, sono favorevoli a farlo, per cui ben venga. Io sono favorevole, penso che sia una bella soluzione, le mie sono troppo piccole. Però appena si potrà io le vaccino sicuramente, è una cosa molto positiva a mio parere. In casa ne avete discusso anche con i parenti, magari che hanno figli di questa età? Sì, certo, e siamo tutti favorevoli. C'è un po' di perplessità perché è ancora una cosa un po' sconosciuta, però molto favorevoli, sì. Vaccino ai bambini, che cosa ne pensa? Sono contraria e ritengo che sia una grandissima responsabilità scegliere per delle creature così piccole esposte a una cosa così grande e penso anche però che abbiano un sistema immunitario molto forte e di fatto sono prevalentemente asintomatici o comunque con manifestazioni molto leggere. Poi è sempre molto difficile scegliere per i bambini, insomma. Si dice che è anche una protezione però per gli altri, per i nonni, per i familiari. Ma se è vero che sono stati tutti o prevalentemente quasi tutti vaccinati, quindi già protetti dalle forme più gravi a tutela dalla terapia intensiva e quant'altro, ritengo quindi che non ci sia questo rischio così elevato, visto che una forma vaccinale per i più grandi è già stata presa, insomma. E lei che cosa ne pensa? Ha figli? Ma sì, guarda, ne ho uno piccolo e una di 9, sono favorevole, dai, vista anche la situazione che c'è in questo momento e le vittime che ci sono state in questi ultimi anni, speriamo di uscirne, credo che l'unica soluzione sia il vaccino, anche se ultimamente... Presentata oggi la fiaccolata del Lussari, 250 sciatori il 1° gennaio coloreranno la pista di Prampero, mentre dall'11 al 14 gennaio il via alla Coppa Europa maschile, sempre a Camporosso. Gli assessori Gibelli e Bini hanno fatto anche il punto sulla stagione invernale in montagna appena iniziata. Assessore, è una montagna che si colora dopo 2 anni di pandemia, eventi in attesa di EIOF che consentirà alla Regione di fare il salto di qualità più importante? Direi di sì, ci scaldiamo i muscoli per arrivare al 2023 in perfetta forma e anche le nostre montagne perché sono debitamente coperte di neve e hanno dato un avvio di stagione fantastico perché ritorniamo a riappropriarci della nostra vita grazie ai vaccini e grazie al Green Pass.
Dopo 2 anni finalmente la montagna torna a riempirsi di cittadini che possono sciare. Come è andato questo primo weekend? È andato molto bene, dopo 2 anni la montagna torna prepotentemente alla ribalta, insomma ci ha aiutato anche il tempo, ha nevicato parecchio, abbiamo come promoturismo preparato le piste in maniera importante sparando neve artificiale in una prima fase, insomma abbiamo avuto delle risposte molto importanti un po' in tutti i poli. Quindi sciare bene, sciare soprattutto in sicurezza, questo è quanto noi stiamo cercando di promuovere in tutti i poli sciistici del nostro territorio. Tra le novità anche un nuovo punto tamponi a Sappada, sia per la cittadinanza ma anche per gli appassionati. Non che a Sappada ci siano problemi perché gli impianti sono tutti aperti, però almeno una possibilità in più per il turismo. No, come le dicevo, noi abbiamo voluto rafforzare la nostra offerta non solo da un punto di vista diciamo strutturale, delle strutture, degli impianti, ma anche da un punto di vista della sicurezza per chi va a sciare. Adesso siamo ancora nel mezzo di questa maledetta pandemia, quindi insomma anche Sappada ha questo centro tamponi che è stato richiesto e ricercato dai fruitori del polo. Ieri nel corso di una conferenza stampa delle opposizioni hanno lanciato una proposta di allargare il bonus Tour-Est FVG a tutti i cittadini italiani. Tecnicamente è una cosa che si può fare, lei è sempre stato molto recettivo sulle proposte anche delle opposizioni e questo le è stato riconosciuto. Questa è una proposta che potrebbe essere accolta? No, guardi, glielo dico in maniera molto chiara, questo è uno strumento che noi abbiamo voluto mettere in atto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, quindi manterremo la cosa. Abbiamo visto che dopo un avvio stentato lo strumento è via via sempre più conosciuto dai nostri corregionali, viene utilizzato. Abbiamo proposto anche per il 2022 un rimpinguamento delle poste a bilancio, quindi insomma si continua così come si è iniziato. Piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea tra poco. Bentornati in diretta da voi la linea, ci colleghiamo ora in diretta con Palazzo Daronco. A Udine per le novità emerse durante la riunione di oggi della Giunta Fontanini, linea Isabella Gregorato, a te. Grazie Alexis, si sta ancora svolgendo la conferenza stampa per illustrare chiaramente i lavori della Giunta Comunale. Allora abbiamo rapito per un attimo il vice sindaco Loris Michelini per parlarci di due progetti importanti. Cominciamo da che cosa? Dal campo di calcio di Via Basiliano o dal biciplan? Perché sono due le cose. Io dico il biciplan all'inizio perché è molto importante. Per la prima volta Udine sarà dotata di un piano regolatore delle piste ciclabili e non solo. Si chiama biciplan, ma di fatto raggruppa tutta l'intenzione che ha la Regione nel sviluppare nel proprio territorio regionale, quindi nei comuni e a Udine in particolare, la serie di reti ciclabili che non sono solo quelle di carattere primarie, quindi FVG1 e FVG4, ma tutte le secondarie e quindi le diramazioni a reticolo che possono essere fatte in tutto il territorio comunale. Abbiamo fatto una fase d'ascolto con tutti i quartieri e vediamo se questo è per il campo di calcio. Questo ha portato ad una misurazione sul posto dei collegamenti tra le attuali esistenti, questa era una direttiva, e la creazione di una serie di ciclabili secondarie che portano ad un investimento di una quindicina di milioni da qui a 10 anni se si vuole sviluppare completamente il piano. Ovviamente assieme a questo tutte le serie di zone 30 posizionate nei quartieri, centro città, periferia e quartieri. È un documento importantissimo che viene adottato adesso, poi ci sarà un altro periodo di ascolto dopo le feste con tutti i consiglieri, associazioni eccetera, e poi verrà approvato il Consiglio Comunale alla fine del mese di gennaio. Sì, quindi un grande lavoro fatto tutti insieme, seguendo le esigenze anche della cittadinanza. Sicuramente il collegamento casa-scuola e casa-lavoro è alla priorità di questo piano regolatore delle piste ciclabili. Ecco, vediamo che stavo appunto chiedendo a Simone erroneamente prima di mostrare il campo di calcio, questo di Via Basiliano. Sì, questa ristrutturazione di Via Basiliano, il Bepirigo è stato praticamente fatto per questo piano
praticamente di fattibilità, progetto di fattibilità, che prevede una spesa abbastanza importante. Siamo sul 1.400.000 euro. Perché? Perché in quel campo, dove sono veramente due i campi, quello principale e quello di sfogo, verrà fatta una grande tribuna di 350 posti e verrà omologato il campo, le tribune, gli spogliatoi con accessi separati sia agli atleti che agli spettatori, perché con l'approvazione della Federazione Gioco Calcio noi potremo ospitare partite, tornei o quant'altro di carattere nazionale. Quando cominceranno i lavori? Questo progetto di fattibilità, ci sarà adesso il progetto definitivo esecutivo e sicuramente i lavori potranno iniziare dopo la gara di appalto nel secondo semestre del prossimo anno. Bene, ringraziamo il vice sindaco Loris Michelini e con noi abbiamo anche l'assessore al bilancio Francesca Laudicina, perché oggi la Giunta Comunale ha approvato il bilancio. Chiaramente il bilancio dovrà essere passato al vaglio del Consiglio Comunale che si terrà il 20 dicembre, no? Ecco. E comunque un bilancio che chiude in pareggio, un bilancio di previsione. Esatto. Sì, come diceva lei bene, naturalmente oggi è passato in Giunta, il 20 di dicembre verrà presentato in Consiglio Comunale e verrà votato formalmente, però l'approvazione formale ci sarà a gennaio del primo Consiglio di gennaio 2022. È un bilancio, insomma, un buon bilancio, nel senso che i numeri dicono che è un buon bilancio, non lo dico io, pareggia in 248 milioni di euro e applichiamo avanzo per oltre 8 milioni, metà in parte corrente e metà in parte capitale. È un buon bilancio in che senso? Nel senso che questi numeri e gli investimenti che sono confermati in 57 milioni e mezzo, c'è una spesa, quindi una previsione di spesa in investimento notevole, tutti senza modificare la pressione tributaria, quindi non ci sono modifiche di aliquote, non c'è l'aumento dell'addizionale o l'introduzione dell'addizionale come magari hanno fatto altri enti locali, quindi senza toccare le tasche dei cittadini udinesi, quindi cercando di utilizzare al meglio, è da mesi che si lavora per la formazione di questo bilancio, in maniera certosina, no, tutte le economie, i risparmi, i contributi, i trasferimenti e naturalmente le risorse che arrivano copiose, diciamo, dai cittadini udinesi, perché abbiamo entrate, diciamo, correnti di natura tributaria, contributiva per oltre 43 milioni di euro e anche, diciamo, tra entrate tributarie si conferma un importo notevole oltre di 25 milioni di euro. E comunque l'aspetto, no, che interessa maggiormente ai cittadini è il fatto che non ci siano aumenti di tasse, neanche tassa rifiuti. No, nessun tipo di tributo, né per quanto riguarda l'imposta, quindi il Comune potrebbe agire con l'addizionale IRPEF, è bassissima ed è bassissima così da tantissimo tempo e nessuno ci ha messo mano, né per quanto riguarda invece altri tipi di tributi come potrebbero essere appunto magari uno pensa alla Tari, anche qui, anche quest'anno insomma la Tari si conferma con, diciamo, il gettito notevole, però con valori che sono tra i più bassi in Italia e anche con un importo di agevolazione insomma nei confronti di categorie economiche notevoli insomma per quest'anno. Quindi i cittadini udinesi non si aspetteranno sorprese per Natale? No, non ci saranno sorprese per Natale, esatto. Bene. Anzi, auguri a tutti i cittadini udinesi per Natale, esatto. Bene, ringraziamo l'assessore al bilancio Francesca Laudicina, ecco, quindi la lasciamo ritornare. Grazie. E noi continueremo ancora a seguire perché la conferenza stampa sta continuando ancora, si sta parlando di iniziative per Capodanno, iniziative per Natale. Andiamo a seguire, magari vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale.
Qui da Palazzo Daronco è tutto, ringrazio Simone Caramaschi per le riprese, restituisco la linea allo studio, a te Alexis. Grazie alla nostra Isabella Gregorato. Ed ora andiamo a Tricesimo, dove ci sono delle novità, in particolare ad Ara per l'Avvento 2021. Al posto del grande presepe voluto dopo il terremoto del 1976, demolito 2 anni fa, è stata ideata una nuova rassegna dedicata alla Natività. Con una dedica particolare a Don Genero, ci racconta tutto Paola Treppo. Ad Ara di Tricesimo, in un luogo simbolico per questo periodo dell'anno, la Natività, ci stiamo avvicinando al 25 dicembre, siamo in un luogo storico. Qui dopo il terremoto, grazie all'iniziativa, alla volontà di Don Anilo, il parroco del paese, fu realizzato il grande presepio di Ara, uno dei presepi più grandi che insomma tutti noi conosciamo. Fu edificato per ricordare lo sforzo dei friulani dopo il sisma nel ricostruire le loro case, le loro chiese, gli edifici che erano stati demoliti dalla furia delle scosse. Ecco, questo spazio che negli anni passati ha visto la demolizione dello storico presepio, e quest'anno ci sono delle iniziative nuove, c'è una rassegna di presepi e anche delle novità riguardanti l'area che è di proprietà del comune. Siamo con 2 volontari che si occupano con grande generosità di riorganizzare gli spazi. Luciano Montagnese, che tra l'altro per tanti anni è stato il coordinatore della protezione civile di Tricesimo. Ecco Luciano, un'area questa che sarà dedicata a una persona speciale in questa zona speciale di Tricesimo e di tutto il Friuli. Ma guarda, la persona speciale è Don Genero Anilo, al quale noi abbiamo pensato bene di dedicare a lui quest'area. Qui verrà fatto un parco, un ritrovo anche per la gente che è di passaggio, di modo che se troveranno, diciamo, un po' d'acqua, troveranno i servizi igienici, e qui oltre a questo verrà fatto anche dei bei vialetti con diciamo la sera le luci, di modo che dia una bella ottica al terreno. Ecco, vediamo infatti che sono in corso i lavori di sistemazione proprio in questo momento. L'area è completamente, ha un altro aspetto completamente, vediamo anche il posto, c'è una delle natività appunto che fanno parte di questa nuova rassegna, con noi anche il sindaco di Tricesimo che insomma ha seguito insieme ai volontari questa iniziativa della rassegna dei presepi ad Ara per non perdere il simbolo e la tradizione. Certo, purtroppo 2 anni fa l'amministrazione comunale, di concerto anche con Rosate Furlan e una parte importante della popolazione, ha dovuto decidere di smantellare la vecchia struttura che ormai era malorata e pericolante. Con lo scorso anno, diciamo così, Rosate Furlan, molte famiglie di Ara e alcuni giovani intraprendenti che si erano dati da fare anche negli ultimi anni della realizzazione del presepe, si sono, diciamo così, mostrati disponibili ad organizzare questa rassegna di 24-25 presepi sparsi sul territorio di Ara, che in qualche modo ricorda l'impegno di Don Anilo Genero per 42-43 anni nella realizzazione del grande presepe di Ara, che ha proiettato la comunità di Ara e anche il nostro comune, diciamo così, fuori dai confini regionali. Ecco, con noi abbiamo anche Paola, una delle volontarie, una delle tante volontarie insomma che si stanno occupando di allestire i presepi. Paola ha un segno importante non solamente per Ara di Tricesimo ma per tutta la comunità friulana. Ma sì, mi piace dare una mano ad Ara perché non sono nata qua ad Ara, però quest'anno abbiamo realizzato circa 24 presepi tra i borghi, nelle case, tutto l'esterno sono stati realizzati anche dalle famiglie. Ecco, quindi insomma uno sforzo corale, un impegno, una passione che vede unite le famiglie della comunità
E allora ricordiamo che è possibile visitare questa rassegna di presepi. Naturalmente i volontari ci dicevano che nella sera, proprio quando c'è l'illuminazione, l'ambiente è più suggestivo, quindi invitano tutti i cittadini friulani a venire a visitare, come dicevo, appunto questo luogo storico e appunto a ricordare la figura di nonna Danilo e anche quella di tutti i friulani che hanno avuto grande impegno, grande passione nella ricostruzione post terremoto. Allora qui da Ara è tutto. Grazie alla nostra Paola Treppo, noi ci salutiamo, ma ci ritroveremo in diretta con informazione alle 16:30. Buona giornata, buon pomeriggio.